115 cm alle 10, piazza San Marco allagata. È la prima acqua alta della stagione. Il picco più alto della settimana è atteso per venerdì, quando alle 10.33 si toccheranno i 130 cm. Passerelle affollate, i turisti si difendono come possono dal vento. I più avventurosi scendono dalle passerelle e camminano in mezzo all'acqua, molti scattano fotografie. Negli angoli delle procuratie spuntano i venditori di ombrelli e copriscarpe. Ombrelli quanto costano? 10. E i copristivali? 10. E ne sta vendendo? Pochi. Gli avvisi sono arrivati puntuali dal centro Maree, tutto in piazza San Marco, la zona più bassa della città era pronto. Ovviamente è sempre un disagio per tutti quelli che ci vivono, che lavorano soprattutto alla parte sotto le procuratie vecchie, quelle sono le più danneggiate. E infatti nei negozi ci sono parecchi centimetri d'acqua. Ormai siamo abituati. Lei ha adottato tutte le precauzioni del caso? Sì, Ha alzato tutto? è stato tutto, infatti adesso siamo venuti a verificare se è tutto a posto. La facciamo entrare, una volta che scende la buttiamo via. Preferite fare così? Sì, la nostra filosofia. Sta aspettando il Mose lei per caso? No, io no. Pioggia e vento di scirocco per tutta la giornata hanno battuto la provincia e il litorale. Sulla spiaggia di Jesolo, prima mareggiata, con danni localizzati in pineta, dove si è formato uno scalino di circa mezzo metro, 80 cm in alcuni punti. Onde alte più di 2 metri a Bibbione, Caorle, Raclée, Cavallino Treporti. Lungo il corso dei fiumi Livenza e Tagliamento è allerta in tutto il Veneto orientale. Si aspetta un incremento, però il fenomeno più intenso, anche su indicazioni generali del Dipartimento, dovremmo averlo sicuramente nel Friuli.